Amici bellini, ella è qui e non si poteva fare altrimenti. Vi porto in un viaggio fatto di 21 maglie e di un solo amore. Per fare anche un confronto abbiamo fatto dei passi da gigante anche proprio a livello estetico, grazie a Valentina. Cominciamo. Allora, prima di tutto devo ringraziare l'amico bellino Danilo Carbone, e per ringraziarlo dell'omaggio che ha deciso di farvi, così come l'anno scorso, così quest'anno, io vi invito, se vi trovate a Tenerife, a fare un salto alla pizzeria Carbone, non ve ne pentirete. Questo è un piccolo modo che ho per sdebitarmi, e contemporaneamente voglio anche ringraziare l'amico bellino Gennaro, ma questo viene insieme. Allora, ho preso anche la McTominay sul sito perché mi trovavo facendo la spedizione. Faccio anche un po' di informazione spicciola per quanto riguarda i tifosi all'estero, specialmente negli Stati Uniti. Noi l'anno scorso abbiamo subito poi la sorpresa del sovrapprezzo dei dazi nel momento della consegna. Adesso il Napoli, e Calicantus, che si occupa insomma delle spedizioni, te la fa comparire direttamente sul sito quando la compri, quindi ti viene il prezzo della maglietta, poi ti viene il prezzo dei dazi con la spedizione. Quindi non più sorprese, già sai quanto pagherai il totale e già sai cosa avrai. È una maglietta speciale perché rappresenta il nostro amore infinito. E c'è da dirlo, infinito, per una squadra che è più di una squadra e che non è un amore che non si può spiegare. Tra l'altro veramente bello, se qua faccio una proposta a Valentina, perché lo sponsor di maglia MSC, che tra l'altro noi almeno io apprezzo tantissimo perché ha reso le nostre maglie molto più leggere all'occhio, senza la patacca lete che adesso vi faccio vedere in tutte le sue forme. Se tu leghi il tuo nome, la tua maglia, la tua società a uno sponsor per tanto tempo, e poi uno sponsor non invasivo, bello semplice, e quindi sono contentissimo che il Napoli abbia rinnovato questa collaborazione, tu puoi fare questa maglia di qualunque colore, con qualunque pattern, con qualunque forma. Se c'è questo, diventa automaticamente, anche se fai un logo diverso, alla prima occhiata la maglia del Napoli, cosa che non avviene per esempio con le maglie sponsorizzate da Fly Emirates. Troppe squadre hanno quello sponsor, e se non hanno un'identità precisa di maglia si possono confondere. Invece questo è molto importante secondo me, e il mio consiglio spassionatissimo è: si può avere una maglia tipo questa, che poi dietro a nome e numero, e quindi maglia è come se fosse quella là, insomma, da gara, però di cotone come questa, bellissima, 100% cotone. Te la metti, puoi uscire, puoi fare, perché io sto andando in giro per New York, tutta questa gente con le maglie di poliestere, le maglie delle nazionali, così, dopo un poco puzza, cioè non ci puoi fare niente, perché il sudore sono fatte per lo sport, ma se vai in giro e cammini per tutta la giornata, poi a un certo punto questa plastica addosso diventa pericolosa. E invece si può avere, proprio come domanda, si può avere la maglia del Napoli, questa qua, o qualsiasi altra maglia faranno, con lo stesso design, quindi con MSC al centro, con lo stemma, anche con EA7, con un nome dietro se la volete personalizzare, però di cotone. Io penso che la utilizzeremmo tutti. Secondo me è difficile poi rispettare il colore su una maglia di cotone, trovare questo colore qua, ma secondo me non è una cattiva idea, dato che noi facciamo tutto a livello indipendente. Si può fare, la butto là così. Cioè, io edito il video, lo pubblico, mentre lo pubblico, fammi andare a vedere una cosa, sono uscite le polo di rappresentanza, la t-shirt di rappresentanza nuova, e allora uno deve aspettare un paio di mesi e comprarsi tutto insieme. Proprio l'idea mia, cioè la t-shirt di cotone, 95% cotone, bellissima, solo con il logo, così. Valentina, mi fatta, le metto in copertina, le metto qua. Ma no. Spostiamoci che vi porto nella mia collezione, così. Allora, sono parecchie, Sono parecchie. Queste sono quelle che ho trovato, perché può essere anche che ce ne siano altre che ho lasciato a Napoli. Partiamo dal 1990-91. Questa purtroppo è una replica, perché non sono stato in grado di trovare, poi sono introvabili, chi ce le ha se le tiene.
ma simbolicamente dovevo avere una delle maglie più belle, più iconiche. Questa era quella, la stralucida. E poi andiamo su quelle là dove la mia ossessione ha cominciato a prendere piede. 2008-2009, questa è una maglia bella, perché il rosso sul blu stava meglio, perché i dettagli dorati e perché Santa Croce era uno dei miei primi giocatori preferiti. E poi si va alla rossa, perché la rossa con l'ete stava meglio. Siamo sempre al 2008-2009 e fatemi sapere queste maglie, ognuna di queste maglie, quale giocatore vi ricorda. Per esempio questa qua per me è Cavani, non ci posso fare niente, anche se questa non è la versione Champions con dettagli dorati, siamo 2011-2012, ma quella Champions League resta memorabile, con un Cavani pazzesco che faceva gol ad ogni partita. E poi questa qua purtroppo è rovinata, si è azzeccato questo logo Lete dentro una lavatrice, non si è capito niente, forse è stata stirata. Eravamo nel 2014-2015, Macron, vincemmo la Coppa Italia l'anno prima con Garofalo, e questa qua invece, sebbene ci sia un giaguaro, un felino poco identificabile di dubbio gusto, questa era una maglia che era fatta benissimo. Io impazzì dalla qualità, dai dettagli di questa maglia. Sì, là c'è la cosa, però siamo nel 2018-2019 e guardate già come gli sponsor cominciavano a lavorare meglio con le patch. E questa è roba di K, ovviamente. Il bottoncino, c'era questo collo diverso, particolare. Il blu, questo azzurro sul nero, comunque ci sta bene, non ci sta niente da fare, è una maglia bellissima. E qua invece un pochino meno. Qua era quando il Napoli cominciò a regalarci anche maglie repliche ufficiali, quindi potevamo andarci a prendere, nel 2019-2020 potevamo andarci a prendere queste maglie anche su Amazon, che non erano quelle da gara, insomma, e purtroppo facevamo anche sì, qua c'è da tremare. Compare già MSC, questo pattern un po' stranino, questa non mi fa impazzire, non lo so perché l'ha presa, forse perché era diversa dalle altre, insomma, questo verde militare che con l'azzurro può anche andar bene. E questa qua invece io quest'anno impazzii, perché questa qua era il colore migliore per avere la scritta Lete in rosso. Me l'andai a prendere su. Io mi voglio divertire, qui ci sono le ragazze, le cose, le prime cose. Ed era la prima maglia dei portieri, 2020-2021, e fu l'annata anche di tutte quelle collaborazioni. E insomma, poi è questione di gusti, qua Burlon fece il possibile e l'impossibile, anche colori molto particolari. E qua, vedete, già se diventava identificativo con la Lete, il Napoli diventa riconoscibile con tutti i colori. Questa verdina, questo bianco verdino, che poi è stato ripreso nella maglia della Francia quest'anno, quindi noi comunque anticipando i tempi. E questa è una maglia che mi ricorda Osimhen, e questa era la versione poi con i dettagli dorati per l'Europa. E poi qua se ne cade, qua si fermano gli orologi, perché questa maglia unita poi anche a pantaloncini scuri, omaggio all'Argentina nell'anno di Diego, insomma veramente c'era da impazzire. E questa fu quella che poi personalizzai con il mio nome e con l'unico numero di quel numero 10, ma non ci metti Maradona perché il numero 10 non ha la scritta Maradona nel mio immaginario. Fa l'aereo fluido 10, va benissimo anche così. E poi arriviamo agli scudetti, insomma qua il 2023-2024, anno post scudetto, quello là pazzesco. E questa è una maglia che ha particolare significato perché è un regalo di Alberto, la maglia originale indossata da Zielinski con autografo. E quindi grazie Alberto per questo regalo imparabile, come imparabile, un tiro impareggiabile. E poi quest'anno insomma c'erano anche questi nuovi design con il Vesuvio, insomma bella, questa bella particolare. E non dimentichiamo quella del cimitero delle capuzzelle con tutte le cose Halloween. Ha molto senso riuscire a unificare una festa che poi è americana ma con la nostra tradizione anche religiosa,
bella storia, guardate come cresce poi il livello delle maglie, qua, e questa è una maglia forse tra le più belle che il Napoli abbia mai avuto, semplice, con gli inserti, siamo nel 2024-2025, inserti bianchi con questo pattern, con questa è la famosa impronta digitale, e questa è una maglia che vince un altro scudetto, quindi abbiamo una maglia che ha vinto uno scudetto che poi appare nella maglia successiva, che però comincia, perché ho qua impazzì con questa maglia di pre-game, pre-match, questa non era il training, era il 25-26, con lo sponsor Coca-Cola, con tantissimi altri dettagli della scuola napoletana, con cose veramente, complimenti nei commenti, i complimenti a Valentina, non c'è altro da fare. Vedete quanti poi dettagli sono stati aggiunti, con il logo pieno e con il logo invece vuoto. Questa maglia qua io l'ho presi perché, sempre grazie a Danilo, questo colore per la maglia dei portieri, vedete lo scudetto è così, era molto bella questa maglia col argentato con i dettagli blu dello sponsor, official product match shirt, e il pattern che vedete che rende tutto un pochino più, quanto è bella. E questa è la maglia De Bruyne, cioè questa maglia non fa altro che perché questa è la maglia dove abbiamo messo De Bruyne dentro, perché sì, solo la maglia sicuramente, ma poi eccola qua, bellissima, veramente. Avete notato come l'effetto lanetta per richiamare, vedete il dettaglio anche della chiesa del Gesù, oltre al cavallo, al corsiero dell'epoca, il 100, l'infinito, il Napoli e questi dettagli della chiesa del Gesù dentro lo stemma, con questo effetto lanetta che rende la maglia un po' più opaca come le maglie dell'epoca, e anche i dettagli dello sponsor con questo effetto rilievo creato da queste ombrature in grigio e il contorno in dorato, quindi c'è del dorato ma non è troppo invasivo il 100 con il nuovo logo all'interno della maglia, e tutti questi dettagli che la rendono semplice ma unica. Questo forse è un dettaglio un pochino, purtroppo è il prezzo della modernità, è il prezzo di alcuni sponsor un po' più moderni, ma va bene così. È una maglia che deve essere nella nostra collezione. E dietro qua c'è l'effetto traslucido anche di questo chip che ti riporta al sito del Napoli. Dicevano anche contenuti esclusivi, ma che in realtà non ci sono. Ti dice solo che sei un vero tifoso del Napoli perché hai comprato la maglia. E il Sorgesana dietro, Partenopei invece di SSC Napoli. Il dettaglio è il dettaglio del colletto con queste cuciture che la rendono premium al tatto. Questa è anche una cosa importante, perché queste maglie moderne spesso sembrano cheap, ma cheap non lo sono, perché non lo sono, che il prezzo è anche aumentato. E oggi è la giornata, insomma, dove molti dei giocatori del Napoli hanno fatto la loro prima apparizione a Castelvolturno. Abbiamo visto nomi vecchi, non nomi nuovi ovviamente, ma nomi vecchi che ritornano, che risultano nuovi. Per esempio Lindstrom. E per esempio a me sto numero 10 addosso ai calciatori non mi piace. Sto guardando, mi fa un effetto strano che ci sia gente col numero 10 addosso, non mi convince. Diventano insistenti le voci su Favasuli in questo momento. Dopo i vari Di Marzio, dopo i vari Schira, anche Fabrizio Romano lo sta ribattendo, e quindi insomma se quel video di qualche giorno fa dove abbiamo fatto una mini analisi su Favasuli forse inutile non era. Vediamo se il Napoli affonderà, anche poi in vista di altre squadre, come vi ho detto in qualche video precedente, che hanno bisogno di un giocatore su quella fascia e prima o poi dovranno comprare, onde evitare aste, onde evitare di rimanere beffati, bisogna fare. Bless you! Ieri mi sono perso, insomma, la semifinale, la Spagna, capito, la Spagna, che butta fuori la Francia, e non è poco, non era facile da prevedere, e oggi ci guardiamo l'altra, insomma, dove
Argentina, è come dire Scozia contro Inghilterra, per capire chi saranno le finaliste. Poi su calcio fluido, se non ci sono altre notizie importanti sul Napoli, che noi seguiremo ovviamente tutta l'estate, su calcio fluido ci sarà da parlare anche degli altri movimenti in Serie A, perché Muaremovic sta andando al Leeds United, quindi perdiamo altri giocatori dalla Serie A che lasciano e vanno in Inghilterra. Quindi faremo dei recap importanti anche per prepararci al cantafalcio. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Ditemi qual è la vostra maglia preferita del Napoli, quella a cui siete più affezionati, e chi vi ricorda, perché ogni maglia vi ricorda, a me ricorda un calciatore, a voi?